Daydreamer, anticipazione episodio 105. Jeanne e Sanem decidono di sposarsi al più presto. Dopo la disastrosa cena con le famiglie, Jeanne e Sanem si incontrano sulla loro scogliera. Lei è triste e confusa, Jeanne è dispiaciuto e imbarazzato, chiede scusa a Sanem e alla sua famiglia per il comportamento tenuto dalla madre. Sanem accenna al fatto che Meckibè sia davvero molto arrabbiata. Jeanne mette a corrente Sanem di aver detto alla madre tutto ciò che pensa e quanto lei e la sua famiglia siano preziosi per lui. Sanem è molto preoccupata, ma Jeanne la rassicura, si sistemerà tutto. Lui dice di voler trovare una soluzione e Sanem gli suggerisce di sposarsi il prima possibile. Jeanne ci pensa un po', poi le dà un bacio e le conferma che si sposeranno. Sanem dice a Jeanne che parlerà con la sua famiglia quanto prima e lui farà altrettanto. Quando Sanem ritorna a casa però i genitori stanno già dormendo e lei dà la notizia del matrimonio alla sorella, che ne è molto felice. Lei la racconta poi a Sanem che invece lei e Osman si sono lasciati e non sa come dirlo a Meckibè. Anche Jeanne torna a casa e Mirre lo avverte che la madre sta dormendo. Poi lui comunica al fratello quanto deciso con Sanem e si chiede come Yuma reagirà a questa notizia. La sua intenzione è di dargliela subito l'indomani ed Mirre gli chiede di farlo con calma. Intanto Meckibè trascorre una nottataccia sognando Yuma e lo stesso accade a quest'ultima, che nel suo incubo si trova a vivere nel quartiere e a lavorare per Meckibè. Al mattino, durante la colazione, Meckibè racconta del suo sogno. Poi Leila le dice che Sanem e Jeanne hanno parlato, mentre Sanem dice che Leila ha qualcosa di importante da dire. Ma le ragazze sono in ritardo e Meckibè dà a Leila un amuleto contro il malocchio per lei e Osman. Anche in casa Divit è tempo di annunci. Pure Yuma racconta dei suoi incubi, affermando di aver bisogno di una terapeuta. Jeanne le dice di non esagerare che si tratta solo di un sogno. Anche Ayan e Gege si incontrano, lui è assente, ma richiamato da lei le racconta che l'abito da sposa gli è stato inviato dalla nonna, che vorrebbe vederlo sposato prima di morire. Gege le propone di fare solo una foto, così faranno contenta sua nonna. Ayan però gli dice che pensava che tra loro ci fosse amore. Poco dopo Ayan incontra il fratello e gli dice che spesso si amano persone che non ti corrispondono. Pauline raggiunge Yuma a casa Divit. La giovane vuole conoscere il suo nuovo piano per cercare di separare Jeanne e Sanem. Yuma le risponde che l'indomani sarà il compleanno di Jeanne e gli organizzerà una festa meravigliosa, così le chiede di aiutarla. Sanem giunge in agenzia e trova ovunque delle belle sagome di Pauline con un piatto in mano. Così comincia subito a starnutire. Poco dopo si imbatte anche in una sagoma di Jeanne e se ne appropria. È gelosa e vorrebbe che ne facessero una anche sua. Dunque si reca nell'ufficio di Jeanne e gli riferisce di non aver potuto parlare con Meckibè perché la notte scorsa ha avuto dei brutti incubi. Anche Jeanne le racconta la medesima cosa riguardo alla madre. Sanem si chiede cosa possono fare per risolvere la situazione, ma Jeanne vuole che lei si calmi e che si fidi di lui e i due continuano a parlare coccolandosi. Poi Sanem gli accenna al compleanno del giorno dopo, ma Jeanne non vuole festeggiare, gli basta averla vicino perché è troppo speciale per lui. Sanem se ne va portando con sé la sagoma di Jeanne. Arriva Yuma che le dice di prendersi cura del suo bel figlio. Sanem le rimanda che è d'accordo e la pensa allo stesso modo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!